Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Da 20 giorni lavori fermi sul Cannavino, riapertura del ponte di Celico è in programma, lo ricordiamo, per fine settembre. Le attività commerciali già duramente provate da questo periodo di stop temono tempi più lunghi e l'economia della zona, come potete immaginare, è in ginocchio. A rischio almeno 100 posti di lavoro, ce ne parla Rosalba Baldino, sentiamo. Lavori in corso, recita il cartello. Come vedete è vietato l'ingresso a tutte le persone non autorizzate, ma se guardiamo oltre la rete il cantiere è vuoto. Siamo sul Cannavino, il ponte di Celico. Qui i lavori sono fermi, ci dicono dall'11 agosto. La riapertura di questo importante tratto viario è prevista per fine settembre, ma soprattutto gli esercenti di questa zona si chiedono se i lavori sono fermi da ormai più di 2 settimane, saranno davvero completati entro la data prevista. C'è molta preoccupazione per le attività commerciali che hanno visto drasticamente i bilanci ridursi. Dovrebbero aprire il 30 settembre, ma lavori non se ne vedono in giro effettivamente. Stanno asfaltando, i blocchi ci sono tuttora, del resto non fanno niente. In termini diciamo monetari, facendo una percentuale, quanto ha perso? Guardi, sinceramente io sono quasi al 70-80% in meno. Sono 3 mesi che ci hanno affamato. C'è molta preoccupazione in quanto tutte le attività qui sulla Presila siamo in grave difficoltà. Infatti io forse sono la prima a dover chiudere perché sono pochi anni che sono aperta e quindi abbiamo serie difficoltà e si pensa effettivamente che anche entro il 30 settembre non ce la facciano, anche perché come vedete non c'è nessuno che lavora sul ponte, quindi siamo veramente disperati. E che dire, cercassero almeno quantomeno di riaprire di nuovo questi lavori e farci vedere effettivamente che per il 30 settembre riaprono. Quest'estate è andata proprio malissimo, la stagione è andata proprio male, i turisti non sono proprio passati da qua, siamo proprio tagliati fuori e niente, aspettiamo notizie buone, speriamo che a settembre si riapra e che Dio ce l'avanti buona. Non è sicuro che lo riaprano, bisogna vedere se è veramente la verità e bisogna sperare, se no siamo veramente disagiati, siamo proprio brutti, non sappiamo cosa fare. Impressiona la strada vuota e il tratto della SS 107 nel territorio di Spezzano della Sila. Qui lavorano circa 30 attività commerciali, un centinaio di famiglie in tutto che oggi fanno i conti con il drastico calo degli incassi. Questa è la media, diciamo, di incasso di quest'anno, come vedete, siamo sugli 80 euro, 80-90 euro, non è che 60, questa è la situazione. Questi sono gli incassi dell'anno scorso, 200, 170, 200, ecco, sulla media di 200 insomma. E non è finita perché si teme una nuova chiusura del Cannavino il prossimo anno, nel 2018, insostenibile, dicono i commercianti. La stagione oramai è più che persa, sono andato stamattina all'Enel per chiedere un rateizzo di una bolletta perché non stiamo lavorando. Se è vero come dicono che l'anno prossimo chiuderanno per 6 o 7 mesi, io sono il primo a dire che non ce la farò e quindi lascerò questa attività. C'è anche la paura oltre al 30 settembre che poi in primavera richiudono di nuovo e noi siamo nella stessa situazione, quindi è veramente critica questa cosa.